Oggi noi abbiamo, come accadde ai governi dell'immediato dopoguerra, la possibilità, o meglio la responsabilità, di avviare una nuova ricostruzione. Ogni spreco oggi è un torto che facciamo alle prossime generazioni. Al Senato il neopresidente del Consiglio, Mario Draghi, paragona la nuova compagine di governo alle forze che nel secondo dopoguerra, pur distanti ideologicamente, lavorarono per ricostruire un paese devastato. La priorità è affrontare la pandemia che nelle regioni più colpite ha abbassato l'aspettativa di vita anche di 4-5 anni. Non era mai accaduto che si riuscisse a produrre un nuovo vaccino in meno di un anno. La nostra prima sfida è, ottenute nelle quantità sufficienti, distribuirlo rapidamente ed efficientemente. Il Premier tocca a più riprese la questione ambientale e ripropone il tema della riorganizzazione del calendario scolastico. Non solo dobbiamo tornare rapidamente a un orario scolastico normale, anche distribuendolo su diverse fasce orarie, ma dobbiamo fare il possibile con le modalità più adatte per recuperare le ore di didattica in presenza perse lo scorso anno. Aggiungendo che vanno incentivati gli istituti tecnici, il mondo del lavoro dovrà cambiare. Il governo dovrà proteggere i lavoratori, tutti i lavoratori, ma sarebbe un errore proteggere indifferentemente tutte le attività economiche. Alcune dovranno cambiare, anche radicalmente. A pagare il prezzo più alto sono stati i giovani, le donne e i lavoratori autonomi. È innanzitutto a loro che bisogna pensare quando approntiamo una strategia di sostegno delle imprese e del lavoro. Nessun accenno all'autonomia delle regioni. Euro scelta irreversibile, dice poi Draghi, che apre quindi la pagina della riforma fiscale. Va studiata una revisione profonda dell'IRPEF, con il duplice obiettivo di semplificare e razionalizzare la struttura del prelievo, riducendo gradualmente il carico fiscale e preservando la progressività. Funzionale al perseguimento di questi obiettivi sarà anche un rinnovato e rafforzato impegno nell'azione di contrasto all'evasione fiscale. Il finale è un'invocazione a lavorare tutti nella stessa direzione. Oggi l'unità non è un'opzione, è un dovere, ma è un dovere guidato da ciò che sono certo ci unisce tutti, l'amore per l'Italia.